Ciao raga, bentornati nel canale. Oggi abbiamo in programma un gran bel giro, che è il giro del lago di Garda. Qui dietro c'è la bestiolina, ovviamente sarà un giro su strada e siamo insieme a un'altra quindicina di persone più o meno, tra ragazzi che corrono della mia età e amatori, quindi secondo me sarà anche un gran bel allenamento oltre che un bel giro. Abbiamo il ritrovo alle 7:30 al casello di Montecchio Maggiore, quindi meglio che mi sbrighi, se no arrivo in ritardo. Noi ci vediamo a Peschiera. Siamo partiti, adesso c'è un pezzo un po' brutto, quindi filmerò qualcosa con la GoPro e noi ci vediamo dopo. Siamo un bel gruppone oggi, Abbiamo anche l'assistenza, là davanti c'è il furgone bianco che ci segue e ci passa le cose se abbiamo qualche guasto meccanico, insomma, quindi interessante. Dopo 40 minuti piano adesso si comincia a girare e fare un po' di andatura. Per ora il ritmo è ancora tranquillo, ma dovrebbe alzarsi da un momento all'altro. Abbiamo fatto il piscier ma siamo già rientrati. Ci ha tirato un po' col furgone. Raga, guardate che panorami. Ci siamo fatti dare un cambietto, abbiamo tirato per 5-6 km, adesso siamo qui sul lago. Peccato per l'umidità, una bella giornata, sarebbe stata sicuramente più gradita, però anche di temperatura si sta bene, per cui non ci si lamenta. Barrettina, un po' di frutta secca. Qual è il topo duro questo? Quello glielo. Ah, quello glielo, dove è che il freno ormai si è il cambio, penso. Buon, grazie. Grazie Luca. Prego. Mamma a posto. E che vuoi tocco è grana, dai? Accendiamo i fanali e adesso stiamo in fila che ci sono le gallerie. Qui in galleria è importante stare in fila indiana e usare le luci. Guardate che roba, si vedono leggermente innevate le cime delle montagne, non so se dalla GoPro si vede, ma una gran bella giornata adesso, si sta aprendo per bene anche il cielo. Raga, abbiamo appena passato Limone sul Garda, adesso siamo in direzione di Riva che dovrebbe essere dietro qua, quindi ormai siamo a metà, segna 75 km. Dai, ci siamo ormai. Qui a destra, non so se riuscite a vederla, c'è la famosa ciclabile sospesa nel lago. È la prima volta che la vedo e è molto bella. Vediamo se riesco a farvela vedere meglio. È veramente una figata. Non ho mai visto una ciclabile così.
cerchiamo un altro ristoro, il secondo. No, io intera, grazie. Sosta a Cibarie. Adesso tra poco ripartiamo, dovrebbe mancare un'oretta e mezza più o meno. Raga, adesso siamo ripartiti e mancano circa 50 km e torniamo facendo doppia fila, quindi regolari, 2 alla volta, tirano, poi si spostano e passano dietro. E poi so che da Bardolino vogliono accelerare, quindi vediamo dopo, non so ancora come sarà del tutto. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their Siamo a 3 ore e 10, 110 km, mancano altri 35-40 km più o meno. Raga, abbiamo finito il giro del lago, gli ultimi chilometri non sono riuscito a filmare perché eravamo un po' tutti a blocco. È stata una bellissima giornata, anche le temperature hanno aiutato, insomma. E niente, adesso vi lascio una piccola intervista alla persona che ha organizzato questa giornata. Ecco l'organizzatore di giornata, intanto arrivano gli ultimi superstiti. Dai, bravi, dai. Beh, sì, 4 minuti. Oh, maglia nera. E ora sei contento, Luca? Felicissimo. Buono, dai, è andato tutto bene. È andato tutto bene. Siamo arrivati tutti. Tutti. Buono. E ora L'allenamento è riuscito molto bene. fatto anche una bella media. 12 bei atleti. Ecco, È andato allora tutto bene. ci vediamo al prossimo winter training. Certo, Bene. certamente. Grazie Luca. Grazie a te. Siamo arrivati alla conclusione di questa giornata che devo dire è stata veramente piacevole e allenante, soprattutto organizzata nel migliore dei modi, soprattutto anche Luca con i rifornimenti ha fatto un gran lavoro. Volevo lasciarvi qualche dato, spiegarvi un attimo com'è stato, diciamo, strutturato l'allenamento. Poi vi metto lo screenshot qui sopra. Comunque abbiamo fatto un po' di agilità all'inizio per riscaldarci, poi un po' di andatura, niente di che, insomma 35 all'ora più o meno, però dandosi i cambi non è stato impegnativo. Abbiamo fatto un rifornimento prima delle gallerie che avete visto nel video, dove abbiamo mangiato qualcosa e abbiamo acceso le luci. Molto importante durante le gallerie fare fila indiana e avere le luci, anche perché vi danno la multa, se no. Poi siamo passati per Riva del Garda, abbiamo fatto da Torbole un po' di doppia fila, sempre dopo il secondo rifornimento, quindi dei cambi, lì sì l'andatura si è alzata parecchio, eravamo sempre circa sopra i 40 all'ora, fino ad arrivare a Bardolino, dove negli ultimi 15 km da Bardolino a Peschiera è stata una specie di gara, ci siamo voluti provare e siamo rimasti in 4, mi pare, sì. E poi mi sono staccato l'ultimo chilometro e vabbè, e dopo niente, siamo arrivati e abbiamo fatto un po' di scarico. Per quanto riguarda l'alimentazione, durante i lunghi è veramente importante non andare in crisi di fame, perché sennò tornare a casa è veramente micidiale. Allora, la colazione è stata una colazione normale, io non mi piace molto mangiare pasta, riso, uova prima di andare in bici perché mi appesantisce troppo lo stomaco. Ho fatto una colazione normale e con fette biscottate, marmellata, un po' di Nutella che ci sta bene prima di un lungo, tè, una banana, quindi solito insomma. Durante invece ho mangiato una barretta, 2 fette di crostata, un po' di frutta secca, anche questa è importante, e una banana, un pezzettino di grana che non avevo mai mangiato durante un giro in bici, me l'ha consigliato Luca e devo dire che
è molto soddisfacente dal punto di vista del gusto e anche secondo me è molto nutriente. E un gel negli ultimi 15 km e finito l'allenamento, insomma, ho mangiato un etto circa di riso con grana e olio e una Coca-Cola che ho preferito bere dopo per ripristinare i livelli di zuccheri nel sangue e non prima, per evitare di avere un picco glicemico e quindi rimanere a piedi con le energie. Ragazzi, che dire, il video finisce qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e seguitemi sui social e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!